Viene trovato morto nel Brenta, la procura indaga per istigazione al suicidio. Sentita la cerchia di amici del ragazzino disposta all'autopsia, la mamma non può essersi ucciso, qualcuno sa e deve parlare. Adolescenza, momento di trasformazione e fragilità, bisogna saper cogliere i segnali, parla la vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, servono fondi per investire sul supporto dei ragazzi. 2 rapine a Castelfranco in prossimità della stazione ferroviaria, le vittime sono minorenni così come gli autori dei colpi, 2 arrestati dai carabinieri. Tragedia a Marano, vicentino 70enne in bicicletta viene travolto da un'auto all'altezza di una rotonda, sbalzato per diversi metri sull'asfalto. L'ira del direttivo regionale della Lega per le polemiche innescate da Gian Antonio D'Arè sul simbolo Prima l'Italia, Finco attacca, caso montato per seminare malumori, ora basta. In Senato ok alla risoluzione della Commissione Agricoltura guidata dal leghista trevigiano Slitta di 2 anni il via libera al deflusso minimo vitale dei fiumi che prevedeva un minor prelievo per l'irrigazione. Calcio, fatali le 8 sconfitte di fila in campionato ed il baratro retrocessione sempre più vicino. Il Venezia ha esonerato il mister che aveva riportato la squadra in Serie A. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano ancora il dramma del 15enne Ahmed ritrovato morto nelle acque del Brenta ieri mattina. La famiglia del ragazzo non crede all'ipotesi del suicidio. Ecco l'appello della mamma e della sorella del giovane. Qualsiasi persona sappia qualcosa, qualsiasi informazione per favore me lo comunichi a numero scritto dappertutto, quello che si trova su internet. Magari non mi chiami ma mi scriva, perché ricevo moltissime chiamate al giorno e non rispondo più ormai al cellulare, perché ormai mi arrivano anche telefonate, degli scherzi telefonici mi arrivano, persone che non hanno un cuore. Quindi per favore contattateci se avete qualsiasi informazione su questo ragazzo. È la voce della sorella più grande di Ahmed, è lei, Iba, con i suoi 17 anni a farsi portatrice dell'appello da parte della sua famiglia. Chi sa qualcosa sulla morte del fratello, parli. Nessuno della famiglia Joder o degli amici della comunità marocchina credono all'ipotesi del suicidio. In primis Latifa, la mamma del giovane. Non lo so perché fare così, tutte le notti io aspetto mio figlio, quando chiama non risposta, però il telefono è spento, allora non lo so. Ha sentito il suo messaggio, la voce di Ahmed, che cosa le ha lasciato? Non sapevo questo, il messaggio che ha mandato lui alla ragazza. Giovedì sera l'ha salutato, come sempre. Lo ha fatto Ramadan, quando ho mangiato lui mi ha detto mamma io vado vicino alla chiesa per fare un giro con gli amici, però lui quando andava gli dice, me lo dice, allora lui è chiamata io, mi ha detto dove sei, mi ha detto io vicino alla chiesa e dopo non torno più. Quindi ci ha salutato per l'ultima volta ma noi non ce ne siamo resi conto. Cosa aveva detto quando vi ha salutato? Mi ha baciato sulla testa prima di sempre uscire. lui quando esce allora sempre fatto un bacino. Ma quando quel bacio che lo senti dentro il cuore. Quando lui torna a fare un abbraccio, sempre fare ma io non me ne sono resa conto. La sorella di Ahmed è disperata, si sente in colpa per non aver riconosciuto in quel bacio d'addio l'ultimo saluto. Ahmed andava a scuola all'Istituto Bernardi ed era anche rappresentante. Nessun vizio, non fumava, stava lontano dai brutti giri ed era un ragazzo sereno. Gli amici sentiti in questura però parlano di un cambiamento negli ultimi tempi. Noi non l'abbiamo notato, però molto probabilmente è successo qualcosa, sicuramente. Perché una persona da un giorno all'altro non può fare un gesto così. Crediamo che c'entri la ragazza, ma non ne siamo sicuri. In che senso c'entri? Che magari c'entri indirettamente in questa situazione, ma non ne siamo sicuri. Ed intanto la procura prosegue le indagini sulla morte del ragazzo, si attende che venga conferito l'incarico per l'autopsia. La procura di Padova ha aperto un'indagine per istigazione al suicidio. È questa la pista più accreditata per la morte del 15enne Ahmed Jodier, scomparso da casa lo scorso 21 aprile, trovato cadavere martedì mattina nelle acque del Brenta, all'altezza della passerella pedonale che collega il quartiere padovano di Torre con il comune di Cadoneghe.
Sul corpo del ragazzo non sono stati rilevati segni di violenza, ma sarà l'autopsia a chiarire con precisione le cause del decesso. Le indagini si focalizzano sull'ultimo messaggio vocale inviato dal quindicenne all'ex fidanzatina, nel quale diceva di avere delle questioni da risolvere e che sarebbe morto. La questura sta scandagliando tutte le frequentazioni del giovane, le compagnie e gli amici per capire cosa sia accaduto la sera in cui si è allontanato facendo perdere le sue tracce. All'appello manca ancora la bicicletta rossa utilizzata da Ahmed la sera in cui è scomparso. La bici non è ancora stata ritrovata. Il cellulare del giovane invece è stato trovato casualmente da un passante che, credendolo smarrito, lo ha raccolto sostituendo la SIM. Il ritrovamento è avvenuto proprio lungo l'argine del Brent, dove poi i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno ritrovato il corpo di Ahmed. A settembre un altro 17enne residente a Cadone che aveva scelto questo luogo per togliersi la vita. Anche in questo caso la famiglia non aveva mai creduto all'ipotesi di suicidio e quindi sembra sempre più plausibile l'altra ipotesi, quella di istigazione al suicidio, ed è su questo che sta indagando la procura di Padova. La passerella pedonale è tristemente nota perché nel settembre del 2021 un 17enne di Cadoneghe, Henry Ahmadusen, ha perso la vita anche lui in circostanze misteriose molto simili a quelle di Ahmed. Anche nel suo caso la famiglia non ha mai creduto all'ipotesi del suicidio. Il sindaco di Cadoneghe, Marco Schiesaro, ora chiede che la passerella venga messa in sicurezza per evitare altri episodi drammatici. Ci sono delle iniziative che noi comunque avevamo in programma e stiamo attuando e avranno sicuramente un'accelerazione, che sono quella della copertura integrale o la videosorveglianza di quell'area territoriale. Il programma abbiamo già presentato a fine dicembre al prefetto. Poi c'è un'altra questione che è la passerella. La passerella che nasce negli anni 50, l'Italia era completamente diversa, le esigenze erano diverse, gli utilizzi, gli usi anche. Lì andrò a contattare il comune di Padova e ne parlerò anche con il prefetto per integrare l'attuale passerella con delle ringhiere laterali che si utilizzano in quelle infrastrutture dove maggiore è il tentativo di suicidio o le morti sono maggiori. Adolescenza, momento di trasformazione e fragilità, bisogna saperne cogliere i segnali, parla la vicepresidente nazionale dell'Ordine degli Psicologi, servono fondi per investire sul supporto ai ragazzi. L'adolescenza è un'età molto difficile perché è un'età di trasformazione nel quale il ragazzo e la ragazza passano da un contesto limitato come quello della famiglia a un contesto molto più allargato come quello dei pari, della società. Quindi è sicuramente necessario soprattutto investire quante più risorse possibili per aiutare questi ragazzi a formarsi nella maniera più solida possibile. Ci sono segnali che bisogna cogliere che a volte invece non lo si fa? I segnali possono essere tanti, può essere difficile coglierli perché appunto un'età particolare di transizione dove normalmente passano da essere bambini magari più socievoli a ragazzi che parlano di meno, però sicuramente se siamo in ascolto, teniamo la porta aperta a poter creare un rapporto di fiducia, far trasmettere anche l'idea che nel momento del bisogno qualcuno ci sarà a raccogliere una richiesta d'aiuto, allora è sicuramente più facile che questi ragazzi in particolari momenti di fragilità non si sentano impotenti e incapaci di chiedere aiuto a qualcuno. Pensare che addirittura la procura abbia aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, cosa vuol dire? Non conosco il fatto specifico, però vuol dire sicuramente che c'è stato un fallimento della società perché è stato un contesto nel quale un ragazzo vessato forse all'interno di una comunità non ha trovato qualcun altro a cui rivolgersi con la fiducia che potesse trovare aiuto. Ultima cosa, è colpa del Covid anche. Sarebbe come dire se è colpa di un terremoto se una casa cade. Una casa cade perché non è stata costruita nelle fondamenta con giusto cemento e non è stata poi nel tempo anche non ha avuto manutenzione. Quindi il Covid da solo non è quella cosa che fa cadere le persone, ma può essere la punta dell'iceberg che fa cadere le persone che già sono cresciute senza aiuto. E continuiamo a parlare di ragazzini minorenni con la cronaca che ci porta in provincia di Treviso, a Castelfranco, dove si sono verificate 2 rapine in prossimità della stazione ferroviaria. Sentiamo.
Le vittime sono studenti minorenni, così come gli autori dei colpi. In comune hanno il luogo dove sono avvenute le rapine, cioè la stazione ferroviaria di Castelfranco, zona che già da tempo è attenzionata dalle forze dell'ordine. Negli ultimi mesi infatti sono stati diversi casi di microcriminalità avvenuti in zona. Fra l'altro colpi messi a segno in pieno giorno. Il 19 aprile la prima rapina. Uno studente sedicenne stava transitando in prossimità della stazione quando è stato affrontato da due giovanissimi. La vittima è stata bloccata, minacciata e derubata della catenina d'oro che aveva al collo. Poi i baby malviventi si sono allontanati facendo perdere le tracce. Identificati dai carabinieri di Castelfranco, si tratta di un minorenne e di un 18enne, entrambi studenti. Sono stati segnalati all'autorità giudiziaria. È durata solo 12 ore invece la passeggiata in bici del terzo baby rapinatore. La rapina è avvenuta ieri nel pomeriggio verso le 17. Ad essere bloccato e strattonato un ragazzo di 14 anni a cui è stata portata via la bici, una mountain bike. Poi l'aggressore si è allontanato. Immediata la chiamata ai carabinieri che avevano raccolto la denuncia della vittima. Poche ore, indagini serrate, visionate le telecamere di sicurezza della zona. Poco lontano i militari hanno rintracciato l'autore della rapina tranquillamente in sella alla bici rubata. Bloccato, è stato denunciato per rapina e porto di oggetti atti ad offendere. Addosso il minorenne aveva il coltello con una lama di quasi 7 centimetri. La refurtiva, la collanina d'oro e la bici sono state recuperate e riconsegnate ai rispettivi proprietari. E tragedia questa mattina a Marano Vicentino, un anziano ciclista è morto in un incidente stradale. Marano Vicentino, sono stati inutili i soccorsi per un uomo di 70 anni che è stato investito da un'auto questa mattina. Il pensionato verso le 10 viaggiava in sella alla sua bicicletta mentre percorreva la rotatoria tra via degli Alpini e via Monte Pasubio. Per cause in corso di accertamento dalla polizia locale, l'anziano ciclista è stato centrato da un'auto che è finita poi fuori strada. L'impatto è stato violentissimo, il corpo dell'anziano è volato per una decina di metri. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime al personale del SUEM intervenuto dall'ospedale di Sant'Orso. Inutile l'intervento dell'elisoccorso subito decollato, ma che è stato fatto rientrare. La politica ora con l'ira del direttivo regionale della Lega per le polemiche innescate da Gian Antonio Darè sul simbolo Prima l'Italia, finco attacca caso montato per seminare malumori. Queste persone leggono un post su Facebook piuttosto che un articolo di giornale e montano il caso. Cioè, se qualcuno ha qualche dubbio, fortunatamente tutti noi abbiamo un telefono in tasca, basta fare un colpo di telefono e si chiede al segretario regionale piuttosto che al segretario federale informazioni su quello che trova sulla stampa. Inutile andare a accendere polemiche ogni volta su ogni questione solamente per avere un minimo di visibilità. Chi ha un ruolo importante a livello europeo, a livello regionale e a livello parlamentare farebbe bene ad impegnarsi in tutti i modi per dare risposte concrete al territorio che lo ha eletto. Le polemiche politiche non interessano assolutamente a nessuno. Nel mirino c'è lui, Gian Antonio Darè, spina veneta nel fianco di Salvini, e le parole di Nicola Finco sono chiare. È un fiume in piena il consigliere regionale e non potrebbe essere altrimenti. Da membro del direttivo veneto della Lega, il vaso di Pandora scoperchiato dall'europarlamentare trevigiano è intollerabile perché, sottolinea, quello di Prima l'Italia è una vicenda da tanto rumore per nulla. 2 anni fa io, Luca Zaia, Marcato, Alla Stefani e Lorenzo Fontana con Massimo Bitonci abbiamo firmato dal notaio e siamo i padri fondatori della Liga Veneta per Salvini Premier. Quindi non riesco a capire da cosa nasca la polemica su un simbolo che servirà alle amministrative di Palermo e di Messina. Resta in Veneto una certa perplessità sull'operazione siciliana e Darè ha trovato il plauso di non pochi leghisti in queste ore come Fabrizio Boron, che ha rincarato la dose sull'assenza dei congressi. Ricordiamo che da aprile è possibile fare i congressi in tutte le sezioni di tutto il Veneto e non mi sembra che ci sia sta corsa a fare i congressi dappertutto. Sappiamo benissimo che per arrivare al congresso regionale prima bisogna fare tutti i congressi delle sezioni a livello locale, poi ci saranno i congressi a livello provinciale e dopo si farà il congresso a livello regionale. Allora impegniamoci a fare questi benedetti congressi a livello di comuni, a livello di sezioni, e poi un po' alla volta si faranno i congressi, ma non è mai mancato il dibattito all'interno del partito. Per Finco la verità è un'altra, non si vuole il dialogo interno e si preferisce buttare benzina sul fuoco. Ma io mi ricordo quando adesso qualcuno parla e fa le interviste che per qualche volta abbiamo visto segretari che sono stati in carica 10 anni senza fare mai un congresso, quindi
per carità, va bene tutto, ma se vogliamo fare il bene del partito, forse qualcuno farebbe bene a starsene zitto. Se c'è un problema lo affronta all'interno del partito. Mi permetto anche, visto che faccio parte del direttivo regionale, di dire basta con queste polemiche. Insomma, da prima l'Italia alle polemiche precedenti si tratterebbe di pretesti per colpire Salvini, uno che, ricorda Finco, piaccia o meno, ha riportato la Lega in alto dopo il periodo di crisi più grave della sua storia. Io ho fatto il militante all'epoca di Bossi, all'epoca di Maroni e adesso all'epoca di Salvini. Il segretario di partito, che sia segretario di sezione, segretario provinciale, segretario regionale o segretario federale, va rispettato. Altrimenti, se tutti noi ci permettiamo di andare in TV o sulla stampa, di dire quello che pensiamo su qualsiasi cosa, questo non è più un partito, questo è un qualcosa, siamo tutti singoli partiti dove ognuno si permette di dire quello che vuole. Il messaggio a Darè e agli altri suona come un ultimatum. Questa cosa non deve esistere all'interno di un partito, altrimenti fai a meno di iscriverti a quel partito e di condividere una determinata linea, fai dell'altro. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Rieccoci in diretta con il TG del Veneto, parliamo ora della questione del deflusso minimo vitale dei fiumi. Votato al Senato lo slittamento di 2 anni come avevano chiesto i consorzi di bacino. Interessa in modo particolare il bacino del Piave, del Brenta, ma ora ha detto in aula il presidente della Commissione Agricoltura, il trevigiano Vallardi, il problema va affrontato all'origine. Con 199 voti favorevoli, 15 contrari e 4 astenuti, il Senato ha approvato la risoluzione adottata all'unanimità dalla Commissione Agricoltura che stabilisce lo slittamento di 2 anni dell'entrata in vigore della normativa europea sul deflusso minimo vitale dei fiumi, che prevede un maggiore rilascio di portata e conseguentemente un minor prelievo d'acqua per l'irrigazione. La deroga è possibile quando il beneficio è minore del danno e su questa tesi è passato lo slittamento. L'Italia e il Veneto, secondo il presidente della Commissione Agricoltura, il trevigiano Giampaolo Vallardi, non può permettersi in questo momento di togliere nutrimento alle colture. E non è un argomento assolutamente semplice, in un momento anche molto difficile e molto delicato, che è quello dei cambiamenti climatici. Tantissimi sono i danni che abbiamo avuto, che i nostri contadini, che i nostri agricoltori hanno subito in questi anni dai cambiamenti climatici, però il peggiore dei problemi è quello dell'aumento della siccità nei nostri territori. Abbiamo circa il 20% dei nostri territori, è una cifra molto grande, molto importante, il 20% dei nostri territori che è a rischio desertificazione. Ottenuto il via libera allo slittamento, il problema non si risolve, occorre, ha detto in aula Vallardi, intervenire alla base. L'agricoltura più l'acqua ci dà il cibo, ma l'agricoltura senza acqua non ci dà assolutamente cibo. I brutti fatti che stanno succedendo nella guerra Russia-Ucraina ci hanno fatto capire quanto bisogno abbiamo di agricoltura in questo paese. Però come possono chiederci di fare più produzione agricola nel momento in cui non abbiamo acqua a sufficienza per tutti? Dobbiamo gestire meglio quella che è la risorsa idrica nel nostro paese. Non è vero che in Italia non piova a sufficienza, il fatto è che mancano invasi, bacini di raccolta per usare l'acqua quando serve. Bisogna investire sull'agricoltura 4.0, bisogna investire sui nuovi metodi irrigui, bisogna investire sugli invasi perché l'acqua nel nostro paese arriva. È molto semplice risolvere la questione. Servono soldi a disposizione. La sanità ora all'ospedale di Rovigo ha inaugurato il nuovo percorso per i pazienti oncologici, per i lavori un investimento da quasi 2 milioni di euro. In questo quarto piano abbiamo allocato tutto il percorso del paziente oncologico, quindi ambulatori medici, studi medici, il day hospital oncologico, la sala prelievi e le degenze oncologia o oncoematologia. Una nuova area integrata per l'assistenza ai malati oncologici e oncoematologici all'ospedale di Rovigo. Lo spazio è stato ristrutturato con un investimento di 1.970.000 euro, di cui 120.000 per arredi e attrezzature. I lavori, iniziati a giugno 2021, sono già arrivati al taglio del nastro. Per i pazienti dunque un percorso di presa in carico che ne facilita l'accessibilità, favorendo anche la qualità di vita del malato. Avere tutti gli operatori sanitari, medici e infermieri vicini
nell'ottica di scambio di conoscenze e di esperienze, e il paziente che può accedere a un servizio a 360 gradi, non solo il paziente ma anche per i loro familiari. Questo vuol dire che il paziente non deve andare in un posto e poi nell'altro. 14 posti letto per i degenti, 2 stanze per l'isolamento degli immunodepressi, il day hospital oncologico con 14 poltrone e 6 letti, infine i 6 ambulatori con sala prelievi e sala d'attesa. Questo rappresenta, questo intervento, un ulteriore passo verso la riqualificazione di questo ospedale hub, quello di Rovigo. Un ulteriore passo, e dopo sarà appunto seguito questo intervento dalla riqualificazione, quindi un intervento strutturale che verrà realizzato per la pediatria, l'attuale e per la geriatria. E siamo alla pagina dello sport, calcio, fatali le 8 sconfitte di fila in campionato ed il baratro, retrocessione sempre più vicino. Il Venezia ha esonerato Paolo Zanetti ed il suo staff. Zanetti allenava la squadra dal 2020 e l'ha portata in Serie A. In un comunicato la società ringrazia il tecnico per aver scritto una magnifica pagina della storia arancio-nero-verde. Per le restanti cruciali 5 partite il Venezia ha chiesto ad Andrea Soncin di guidare la squadra, conosce molto bene i giocatori, ha detto il presidente. Secondo noi ha fatto un ottimo lavoro con la primavera in questa stagione. Andrea è consapevole che si tratta di una soluzione temporanea fino alla conclusione della stagione. Capisce anche che stiamo chiedendo a lui e ai giocatori di provare a fare un miracolo. Non abbiamo nulla da perdere. Così dunque il presidente della Venezia. Questa era l'ultima notizia. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Ci salutiamo come sempre con le nostre previsioni del tempo. Arrivederci, il meteo. Cozza Arredamenti 2C congela i prezzi per tutto il mese di aprile. Soluzioni su misura e super sconti sulla merce in esposizione. Bentrovati al meteo. Breve tregua anticiclonica che durerà fino al weekend. Giovedì 28 aprile ci attende una giornata di bel tempo. Nel dettaglio sul Veneto sarà asciutto e stabile con tanto sole, come vediamo. Su tutti i settori della nostra regione il cielo si presenterà sereno o al massimo con qualche locale nube ma innocua. Precipitazioni assenti. Temperature in lieve aumento, molto gradevoli, minime tra 8 e 12 gradi, massime comprese invece tra i 17 e i 21 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso al mattino il cielo si presenterà sereno, specie sui monti. Nel pomeriggio cielo poco nuvoloso. Temperature minime sui 9-12 gradi, massime sui 20-21 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui molto soleggiato un po' ovunque, il cielo sarà sgombro da nubi o al massimo velato. Temperature minime intorno ai 9-10 gradi, massime sui 22-23 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cozza Arredamenti 2C congela i prezzi per tutto il mese di aprile. Soluzioni su misura e super sconti sulla merce in esposizione.